Allora, buonasera a tutti, benvenuti qui in questo bellissimo giardino della libreria Cossu di Carbonia. Questo evento è organizzato dall'associazione Argonautilus. Per questo evento di fiera off della Fiera del Libro di Iglesias, che nell'edizione 2020 ha come tema la parola crea mondi. Stasera siamo qui per presentare e parlare di questo libro che si intitola Giallo Sardo, un libro scritto a molte mani da molti autori che sono anche più di quelli che vediamo scritti qui, perché ci sono, se non sbaglio, due collettivi dei quali abbiamo qui oggi un rappresentante, Renato Troffa, che fa parte di un collettivo insieme a Cira Auriemma. E poi abbiamo anche il collettivo Mandreu, che è composto da tre autori. E poi abbiamo Eleonora Carta, che è una degli autori di questo libro. Libro che include altri nomi molto importanti, fra i quali ci sono anche dei miei cari amici, e quindi abbiamo Marcello Fois, Francesco Abate, come abbiamo detto Auriemma e Troffa, Eleonora Carta, De Rizzos, Mandreu, Carlo Mediscosta, Pier Giorgio Puligi, Zedda e Zusca. Un libro che è una raccolta edita da PM, un libro che è una raccolta di 10 racconti, 10 gialli, ambientati in Sardegna e scritti da autori sardi. È come comprare un libro ma allo stesso tempo un biglietto di viaggio per fare molti viaggi con un unico biglietto, perché attraversa tutta la Sardegna in lungo e largo. Andiamo a Carloforte, Sant'Antioco, fino ad Alghero, Tempio, Loristanese, Nuorese, Cagliari. Tutta la Sardegna è rappresentata in questo bellissimo viaggio, e diversi aspetti della Sardegna. Abbiamo una Sardegna storica e quindi dei gialli storici, abbiamo una Sardegna sociologica e quindi meccanismi, dinamiche che ci appartengono, tradizioni, i riti bizantini, per esempio nello scritto di Carlo Mediscosta, che stasera doveva essere qui ma per un imprevisto non c'è, una Sardegna psicologica. Ci sono dei gialli psicologici, come per esempio quello di Eleonora Carta, che è qui presente, che ci consentono di fare allo stesso tempo un viaggio nei luoghi, nel territorio, ma un viaggio dentro la psiche di qualcuno, che poi sempre, ce lo dice qui Renato che è anche psicologo, un po' un viaggio dentro la nostra psiche. Ma prima di entrare all'interno di questi racconti, vorrei chiedere a Renato come è nato questo progetto. Beh, questo progetto in realtà è nato per merito praticamente totale di Francesco Abate. Lo racconta solitamente lui, ma ovviamente per ovvi motivi non possiamo sempre muoverci tutti quanti, anche perché faremo un assembramento di per sé stesso con 14 autori, diventerebbe un po' imbarazzante. Però lui ricevette una richiesta tempo fa di curare. All'inizio gli proposero di fare una raccolta di gialli con autori siciliani. La reazione di Francesco può raccontarla solo Francesco, perché tutto il resto sarebbe una pallida imitazione, però diciamo che da lì è poi nato tutto un ragionamento che ha portato Francesco a dire: ma guarda, perché invece non facciamo una raccolta di gialli con autori e autrici sarde, perché c'è un bel movimento, sono degli autori e delle autrici che stanno lavorando a livello nazionale, perché sono tutti autori e autrici che pubblicano con case editrici nazionali, per cercare di dare anche questo taglio qui, no? Un taglio di autori e autrici sarde che però comunichino un po' ovunque, non si limitano alla realtà della Sardegna. E da lì ha iniziato a contattarci uno per una. Tra l'altro il tutto è partito quando noi eravamo nel massimo come dicono Oxford, dell'infogo della scrittura. È arrivato il lockdown, cioè eravamo lì, dice: noi ti contenti, scriviamo questo libro, che bello, poi esce. In realtà poi no, poi la casa editrice ha detto: no, tranquilli, non ha mai messo in discussione la data di uscita, e per molti di noi, tra cui me, è stata un'ottima occasione per rimanere puntati sull'obiettivo in un momento in cui invece il cervello se ne andava da tutte le altre parti. E la cosa bellissima è stata che
noi abbiamo iniziato a sentirci in quel momento, però senza mai ragionare di quello che stavamo scrivendo. Cioè quello che vedete è un qualcosa che secondo me ha stranamente una natura quasi da romanzo. Infatti lo diceva anche Francesco la volta scorsa, che io per errore l'ho chiamato romanzo, poi mi sono corretta e lui mi ha detto no, potevi anche non correggerti perché ci sta concepirlo come un romanzo. Assolutamente, perché a rileggerlo sembra davvero un metaromanzo composto da diverse parti, eppure non ci siamo mai sentiti per ragionare sul tipo di scrittura, sul tipo di storia. Anche quello che tu dici, che c'è un viaggio, no? Al Tempio c'è Nuoro, c'è Carloforte, c'è Cagliari, però non è che tu dici vabbè si saranno messi d'accordo, avranno fatto una griglia, no? Francesco, tu dici previdentemente vai, allora tu che cosa vuoi fare, Carloforte, allora tu non farla, no, e poi poteva capitare che facevano tutti ambientati a Cagliari, invece no. La cosa bellissima di questo gruppo, che poi è un gruppo che sta adesso in queste presentazioni sta collaborando in una maniera straordinaria per essere persone che non si conoscevano, secondo me. La cosa bella è che abbiamo evidentemente lo stesso concetto. Quando ti dici scrivi di Sardegna, nessuno di noi ha scritto solo del suo angolino, abbiamo scritto della Sardegna come la vogliamo raccontare, e questo insomma questo è quello che traspare proprio dalla lettura, che è veramente gradevole, bellissima, poi varia, però ecco, ti senti sempre a casa, in ogni racconto ti senti sempre a casa, e questa casa siamo noi e della nostra terra, bellissimo. Ora ti passo il microfono per ti sottopongo la prossima. Avevo capito che stavi shiftando, no. Lanciarlo era brutto. La cosa che mi ha colpito molto è appunto la scelta del genere. Io adesso qualcuno di voi lo conosco, so che siete degli scrittori di gialli, poi non so se qualcuno ha scritto anche altri generi, però mi interessava portare questa riflessione che sento molto anche nelle varie dirette Facebook che ho seguito durante il lockdown e anche leggendo recentemente un libro scritto da Eleonora, una breve breve storia della letteratura gialla, questa riflessione sul giallo come genere, se cioè è ancora attuale mantenere questa distinzione di genere oppure propendere per un suo superamento. Tu cosa ne pensi? Io lo so, però vorrei che ce lo dicessi, invece non so cosa ne pensa Renato, quindi dopo ci dirai. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Il discorso del genere l'ho affrontato effettivamente all'interno di questo breve saggio ed è nato da una situazione che mi sono trovata a vivere nelle precedenti occasioni quando mi è capitato di presentare i miei precedenti romanzi, che erano appunto gialli. E mi si chiedeva, bene, la classica domanda di chiusura presentazione, progetti per il futuro, scriverai ancora gialli oppure scriverai un romanzo vero? Bello. Perché invece questi erano mezzi finti, quindi da qui mi è nata una certa così, rabbia per questo concetto del genere. Secondo me ci sta bene, a René, esatto, per stare in giallo sacro. Perché non considero... Allora, il discorso di genere ha in sé una specie di connotazione negativa, cioè c'è la letteratura pura, che è quella eletta, sono i romanzi più classici nel senso manzoniano del termine, poi ci sono i generi, che poi sono sempre sottogeneri, quindi letteratura di serie B, il giallo, il fantasy, il noir, la fantascienza, eccetera, che sono figli di un dio un po' minore. Allora, no, non sono assolutamente d'accordo. La motivazione che talvolta viene addotta è che il romanzo giallo, l'autore di un romanzo giallo ha dei vincoli più stretti nella preparazione e nella stesura del romanzo, perché effettivamente, spero che Renato confermi, quando scriviamo un romanzo giallo partiamo già sapendo come e dove andremo a finire, anche perché non possiamo lasciarci guidare più di tanto dall'estero creativo, se vogliamo consegnare al lettore un qualcosa che abbia un senso, una coerenza e soprattutto un inizio, un capo, una coda. Ecco, questo atto viene visto forse come limitante della libertà di espressione dell'artista e viene considerato un qualcosa di un po' più impostato, ed ecco perché il concetto di genere. Ecco, io ripeto, penso che tutti i filoni letterari abbiano pari dignità, quello che conta è che siano opere belle, scritte e questo è scritte bene, e questo il lettore lo percepisce, lo capisce, e adesso
parlo solo dei racconti dei miei colleghi, mi escludo, qui ci sono veramente, veramente dei gioielli, che non sono racconti, per me sono proprio romanzi brevi, ma con una struttura e con una complessità narrativa che io penso che quasi tutti sarebbero potuti diventare romanzi, sarebbero potuti essere allungati fino a diventare romanzi, però è anche bello così. È proprio, ci tengo a ribadire quello che ha detto Renato, senza metterci d'accordo abbiamo toccato la Sardegna, tanti punti della Sardegna, questo è proprio veramente bellissimo, è molto bello che sia successo. Prego, adesso mi smentirà. No, allora, prima di tutto io la smentisco in una cosa, nel senso che lei ha detto ha fatto i complimenti ai romanzi degli altri e ha escluso il suo, e allora fatemi integrare, perché ai racconti a proposito degli altri, ma il racconto di Eleonora io ci ho trovato una voce e glielo dico sempre e lo dirò, sto diventando un refrain. Se voi quando voi leggerete il racconto di Eleonora troverete una voce che è inconfondibile. Cioè non c'è la minima possibilità che voi rileggiate una roba di qualcun altro e diciate vabbè sì, potrebbe essere di Eleonora o no. No, ha una sua voce e non è solo una voce stilistica, ha anche una voce nel modo di connettere gli eventi, di collegare la struttura del racconto, che dimostra quello che dice lei, cioè che in realtà quando scrivi c'è grandissimo lavoro. E dunque sono assolutamente d'accordo con lei, anche perché c'è spesso il mito, no, del fatto che lo scrittore è vero, mentre lo scrittore appunto del giallo ha dei canoni da rispettare, del noir ha dei canoni, lo scrittore quello vero sale nella sua torre d'avorio, si isola, quando viene colto dall'ispirazione scrive il romanzo di getto e ne esce fuori, che è una delle più grandi bufale che siano mai raccontate, la dimostrazione che gli scrittori sono dei grandissimi narratori di faula, perché in realtà se voi guardate, andiamo ad analizzare la struttura dei romanzi, c'è una struttura canonica anche nei cosiddetti altissimi romanzi bianchi. Poi, tornando un po' dall'altro punto di vista, vorrei andare da scrittori come Jean-Claude Izzot o, per restare in Italia, da uno come Carlo Emilio Gadda e dirgli guarda, sinceramente il pasticciaccio non è alta letteratura. Poi però allenamento per fuggire, perché non penso che insomma, la letteratura, come la distinzione tra bella letteratura e brutta letteratura, e lì mi fermo. Insomma. Allora, io non sono una scrittrice, sono una lettrice di gialli, ma anche da pochi anni devo dire. Io capisco questa vostra esigenza di appunto andare oltre il superamento del genere, ma anche perché veramente consente il giallo di affrontare tantissimi temi come una lente di ingrandimento su dei temi che con altri generi non riesci a cogliere, secondo me, da lettrice. Però ecco, io lo rivendicherei con orgoglio il fatto che sono, se lo fossi, una scrittrice di gialli. Invece il secondo spunto di riflessione che mi è venuto in mente leggendo questa raccolta è la difficoltà, l'importanza, la bellezza di scrivere un racconto. Nel senso che abbiamo un problema ormai con la lettura che è evidente, io sono un insegnante, lo vedo tutti i giorni, ma anche nel dibattito nazionale sulla lettura è evidente che leggiamo poco. E non è vero che si legge poco perché i libri costano molto. Spesso mi è capitato di confrontarmi su questo tema, ma anche con gli studenti, nessuno ti dice che non leggono perché i libri costano molto, ti dicono quello che spendo per un libro lo spendo tutti i giorni alle macchinette, ai distributori automatici di bevande, di merendine, per le sigarette, per mille cose. Non leggiamo poco perché costano molto, leggiamo poco perché non capiamo cosa c'è scritto, quindi c'è un problema di lessico, c'è un problema dal mio punto di vista cognitivo. Io credo che con la diffusione dell'utilizzo dei social è cambiato il modo di comunicare ma anche di pensare, e quindi è difficile seguire ragionamenti mediamente complessi. Chiaro che un libro ha delle strutture che devi seguire, non sono abituati a dei percorsi che non sono lineari ma sono invece articolati. Un giallo a maggior ragione. Leggono poco e si legge poco in generale, secondo me, per un problema anche di natura psicologica. Siamo poco abituati a stare da soli, a stare con noi stessi, cioè leggere è un qualcosa che ti mette in continuo contatto con te stesso. Durante il lockdown infatti c'è stata non solo la crisi dello scrittore, non per tutti ma per molti, ma la crisi del lettore,
persone che non riuscivano a leggere perché certo eravamo già in gabbia, a pensare a noi stessi, a stare da soli con noi stessi come forse molti non avevano mai fatto prima. Se poi devo anche leggere e veramente pensare a chi sono, a come sto, e vederlo come in una fotografia, in un personaggio in cui mi immedesimo, sto male, già sto male, così sto più male. E quindi c'è stato questo problema. Allora io credo che il racconto ci possa aiutare nell'affrontare questo problema della lettura, perché se è vero che è difficile leggere un romanzo può essere più difficile che leggere un racconto. E però scrivere un racconto, per voi che li scrivete, se leggerlo è più semplice, scriverlo lo è o non lo è? A mio avviso da lettrice no. Da poco facevo una riflessione con il mio amico scrittore, autore presente in questa raccolta, Pier Giorgio Pulici, in cui dicevo che la semplicità è lo stadio superiore della complessità. Cioè per scrivere una cosa apparentemente semplice, quanta complessità c'è dietro, quanta complessità dello spessore psicologico dei personaggi, della struttura, e poi la vera bravura è sfrondare, alleggerire e rendere semplice una cosa che invece è complessa. Cosa ne pensate? Renato? So io? Sì? No. Come volete. Insomma, anche questa è una domanda su cui diamo praticamente la stessa risposta ormai, perché, no, perché abbiamo scoperto che siamo in consonanza. No, in realtà ti do una risposta quasi più da lettore che da scrittore, nel senso che la difficoltà nello scrivere un racconto sta nel ricordarsi che un racconto non lo puoi scrivere di getto solo perché deve essere breve, e allora ti dimentichi che anche un racconto deve avere una struttura, anche il racconto deve avere un progetto dietro. Per far funzionare un racconto, ed è una cosa che si vede moltissimo in Giallo Sardo, devi dargli la stessa struttura che daresti a un romanzo. La difficoltà sta nel fatto che in ogni scena, in ogni parte, devi esprimere qualcosa in un numero di pagine molto più limitato e dare respiro ai personaggi, dare sfumature all'evoluzione dei personaggi, perché in un racconto che sia scritto bene un personaggio fa un arco di trasformazione dall'inizio alla fine, che però deve essere credibile. E dunque il rischio, se non ci metti la giusta attenzione, è che o non lo fai cambiare abbastanza, e allora chi legge dice ma cosa sto leggendo, dove mi porta questa storia, no? Cosa mi riverbera nel cambiamento del personaggio, oppure gli fai fare cambiamenti subitanei, repentini, che non sono credibili. E dunque sì, da questo punto di vista c'è un lavoro di cesello e di attenzione che deve essere molto più accurato. Poi, come ha detto prima benissimo Eleonora, le storie che devi scegliere possono tranquillamente non esiste una distinzione netta tra storie che vanno bene per un racconto e dunque sono semplici, e storie che invece andrebbero bene per un romanzo perché hanno più respiro. Qui ci sono tutte storie che avresti, o quasi tutte storie che avresti potuto vedere in un romanzo completo, eppure se ci metti l'attenzione giusta riesci a farle stare. È una sfida divertente per chi scrive, perché non devi prenderlo sotto gamba. Il rischio è, soprattutto quando ti avvicini alla scrittura con un animo un po' naif, dici vabbè, il racconto lo faccio. No, il racconto ti fa sudare sangue come un romanzo, insomma. Anche perché per molti autori, e per me ad esempio, l'essere concisi è un problema. Io sono tendenzialmente, anche nello scrivere romanzi, grafomane, parto da una prima stesura lunghissima, però il lavoro di sottrazione è anche un lavoro molto interessante, molto divertente, soprattutto quando ti rendi conto di aver ecceduto di molto il numero di pagine che ti era poi stato richiesto, che avevi come riferimento, e ti accorgi di quante parole inutili talvolta usi, di quanti aggettivi, di quante ridondanze, descrizioni, accuratezze che non sono funzionali al lettore, perché il lettore deve avere anche il piacere di metterci un po' del suo, e quindi di immaginare una scena e di vederla senza che necessariamente stiamo a raccontargli il dettaglio. Poi ci fermiamo tutti davanti a Stephen King che in It usa 3 pagine per descrivere un bagno, pure piccolo, perché era piccolo il bagno, c'ha dei dettagli che vanno descritti. Esatto. Però diciamo che, tornando al discorso iniziale, per me il racconto è una forma narrativa bellissima che ho amato tantissimo da lettrice,
E quando ho iniziato timidamente a conoscere il mondo dell'editoria, mi sono di molto sorpresa che il racconto non fosse il genere, scusate se uso la parola genere, ormai è una parolaccia, cioè che fosse il tipo di libro più venduto. Anzi, ho scoperto che perlomeno nell'editoria italiana le raccolte di racconti monoautore non sono così facili da realizzare. Vengono viste dall'editore con una certa diffidenza, e infatti ecco, questa è una raccolta di racconti ma non è monoautore. Talvolta capita che sotto Natale o appunto d'estate ci siano queste belle unioni di opere, di lavori complessi di autori differenti, però la raccolta monoautore non è altrettanto diffusa. Questo nonostante noi nella nostra tradizione letteraria anche più classica abbiamo avuto dei capolavori narrativi raccontati in racconti, e per non parlare della narrativa internazionale, cioè gli Stati Uniti insegnano, perlomeno io che mi sono formata tanto sulla letteratura americana, pensavo che fosse una cosa normale scrivere racconti, invece ho scoperto che ma il racconto si cura, non funziona, il racconto non funziona, il racconto non vende. No, cioè talvolta sono di quei luoghi comuni che si continuano a perpetrare, che il mondo dell'editoria continua a ripetere, secondo me, come dicevi, per accostare alla lettura qualcuno che non ha la capacità di tenere la concentrazione su un'opera che magari può essere lunga anche 200-300 pagine, può spaventare, potrebbe proprio essere il modo migliore per avvicinare i ragazzi. Infatti io a scuola con i ragazzi faccio questo, tu lo sai, lo dico perché vado anche orgogliosa, noi il sabato facciamo un'ora di lettura in classe, io insegno filosofia e storia, quindi non lo faccio perché insegno letteratura italiana, ma proprio perché penso che sia un valore aggiunto a tutto quello che faccio con le mie materie. Ognuno porta il suo libro, io non do nessuna indicazione, leggete quello che volete, io leggo il mio libro, ma io leggo anche mentre fanno i compiti in classe, passo nei banchi e leggo, lo faccio apposta, ma anche perché cosa faccio io quell'ora? Mi piace, faccio quello che mi piace, leggo, e molti ragazzi che si incartano nella lettura dei libri che si sono portati, a un certo punto mi chiedono un suggerimento, cosa posso leggere? Non riesco a leggere, e io consiglio raccolte di racconti, e lì iniziano la soddisfazione, ho finito il racconto, raccontarlo alla classe, di che cosa parla, perché dovrebbero leggerlo i miei compagni, oppure ragazzi dislessici, ormai lo sappiamo, la dislessia sta diventando un problema enorme, ragazzi dislessici che riescono a finire di leggere il loro primo racconto sono soddisfazioni per loro, e lì scatta un meccanismo che ti porta a continuare a incuriosirti e poi magari piano piano a leggere anche un romanzo con una struttura più complessa, più articolata. Invece adesso entriamo un pochino nello specifico dei vostri due racconti. Adesso diamo la precedenza a Eleonora. Vorrei introdurvi all'interno di questi racconti facendo una breve lettura, così do sfogo un po' anche al mio egocentrismo, tanto qui abbiamo lo psicologo per caso. Allora, mi avete invitato solo per quello? Io penso che prima o poi scriverà un giorno. Io? Dovremo presentare. Io lo dico sempre, vorrei qualcuno che lo scrivesse per me e io faccio le presentazioni per avere il mio momento di gloria. Allora, dunque Leonora, dov'è che volevo leggere? In realtà avevo scelto un'altra lettura, e se ti dico che non la trovo più, aspettate un attimo. Per chi è in diretta è una noia, ma quel libro è più farcito di una pizza. Ho sottolineato molte cose. Vabbè, rileggo quello perché non la trovo più, ho perso il filo. Va bene. E meno male che era un racconto, fosse stato un romanzo, c'era ma lei l'ha detto che è prolissa, quindi. Allora, la parola è di gran lunga sopravvalutata. È incredibile quanto possa essere intensa la comunicazione se depurata dalla distrazione che impone l'ascolto. Io vedevo quella donna parlare e senza aver mai sentito la sua voce, sapevo di conoscerla nel profondo. Ho colto la sua essenza, le sue angosce e le sue paure, le cose in cui credeva e che valevano a motivare la sua vita. Mentre lo realizzavo, come per un'inferenza, ho sentito cambiare le cose.
mi fermo qui e poi cerco l'altro perché lo voglio leggere, e però ti volevo fare una domanda. Come ha detto prima Renato, il tuo racconto rispetto a tutti gli altri si distingue proprio perché è un giallo prevalentemente del tutto psicologico, e c'è questo doppio viaggio in questi luoghi tortuosi della Sardegna, la Gallura, e questo viaggio interiore in questi luoghi che sono tortuosi quanto la Gallura, che è la psiche umana. Come è nato questo doppio viaggio? Dove ci porterà? Io lo so, ma diccelo tu. Allora, il protagonista del racconto è un uomo ed è un personaggio complesso si pone in maniera complessa al lettore ed è complessa la vicenda al centro della quale si trova. Vive più o meno in un luogo non meglio precisato sul Monte Limbara, vive solo. Non è semplice capirlo, perché i suoi momenti di lucidità e i suoi invece momenti, diciamo, la sua immaginazione, forse il suo delirio, forse i suoi sogni o i suoi incubi continuano a sovrapporsi in un'alternanza in cui non è facile dipanarsi. È un uomo che ha un rapporto molto particolare con i bambini, che riesce a creare delle relazioni di immediata empatia con i bambini. Il suo lavoro in questa caldissima estate sarda è proprio l'educatore in una ludoteca, e diciamo che viaggiamo con lui sì attraverso una Sardegna selvaggia, come dicevo, molto calda, tra il mare e l'interno, con questa figura di donna di cui parlavi poco fa, una donna bionda che gli appare in sogno quasi come un presagio, prima di apparirgli dal vero, sempre che gli sia apparsa. Perché hai avuto diverse interpretazioni e letture relative al tuo racconto, anche da che ti parte hanno dei sorpreso. lettori, sì, anche da parte dei lettori, interpretazioni che mi hanno sorpreso, ed è molto bello vedere che quello che poi appare così scontato per chi scrive diventa poi un mondo molto particolare e molto differente per chi legge. Queste penso che siano, Renato, le nostre soddisfazioni, cioè i momenti in cui ci sentiamo davvero gratificati di quello che facciamo. Sì, arriverà, lo possiamo dire, la storia raccontata nella nuova stagione, che è il racconto contenuto in giallo sardo, è una sorta di scena, di fotografia, di frame del mio romanzo di prossima uscita, quindi ci sarà, ecco, un ampliarsi delle vedute e anche un ampliarsi della nostra conoscenza di questo personaggio. Però tengo a dire che le due cose sono del tutto indipendenti, non esiste anteriorità o posteriorità, si possono leggere separatamente senza che l'uno ne risenta, però forse insieme daranno un senso di completezza maggiore a quella che è la visione. E per il resto mi è piaciuto molto giocare quello che dicevi, un doppio piano, piani che si intersecano, un doppio sogno quasi, di visioni e di incubi del protagonista, che peraltro interessante, anche perché è vero che viene descritta questa donna bionda che esiste o soltanto immaginata, non si sa, però è anche vero che tu descrivi tutto dal punto di vista di un protagonista che invece è maschile, in maniera molto abile e interessante. Ecco, come ti sei calata nella psiche di un uomo? Che sai, io ancora non li capisco. Ma infatti non è un uomo molto lineare, è un uomo che, ecco. Per cui insomma penso che Renato potrebbe dover lavorare per anni, perché il protagonista del racconto è evidentemente una persona con un certo disagio, una certa complessità, che possiamo che chiamare, insomma, diciamo una compulsività, certi atteggiamenti e certi comportamenti che non sono propriamente, ecco, sani, ecco, possiamo dire sani, anche se poi ha dei momenti di lucidità eccezionali, ed è anche un uomo che è Carismatico. estremamente carismatico, che esercita un grande fascino sulle donne e, come dicevo, cosa molto importante, che riesce ad entrare... Faccio la diagnosi? No, solita diagnosi,
che riesce a entrare in contatto molto stretto con i bambini. Questo è un elemento importante. Gian Pietro si trova in sintonia diretta con i bambini, forse perché parte del suo mondo è ancora un mondo legato all'infanzia. Ecco. Ci fermiamo e passiamo la parola al collega, senza che faccia la psicoanalisi. Vuoi leggere ora l'altro pezzo? Certo, no, il tuo, non okay, la dopo. Lo leggiamo dopo. Allora, invece, del racconto di Ciro e di Renato, intitolato La notte dei miracoli, vi leggo questo brano. Prologo, 21 ottobre 2019. Hemingway lo chiamavano così per via della barba e poi perché passava tutto il tempo di fronte al mare, in cerca di covi di pirati e tesori nascosti. Una conchiglia era un tesoro, un vetro levigato dalla pazienza della risacca era un tesoro. Hemingway lo chiamavano così perché a un paese tutti hanno un proverbio a dire chi sei e rendere inutile il nome. Per lui, che aveva testa e stupore bambini, la lingua si era presa il tempo per anticipare le offese, concedendogli la poesia del candore. Ad Halloween Hemingway preferiva Carlevaux, che i mostri gli facevano paura, e invece pirati, principesse, spadaccini no, perché quelli erano i suoi giochi di sempre, anche di ora, anche se non si poteva dire perché gli altri non capiscono e ti prendono in giro. I fantasmi e i mostri invece no, non gli piacevano perché gli mettevano paura. Eppure quella sera aveva accettato l'invito di Eliana, perché Eli era bella, bellissima, ed era una delle moltissime donne che aveva visto nude. 3 o forse 4 erano, e questo lo fanno solo i fidanzati. E allora, siccome non sei più fidanzata con Leo perché vi siete bisticciati, allora ti fidanzi insieme con me? Le aveva detto. E lei aveva risposto: non correre troppo, Latin lover, e aveva riso. A Eliana Hemingway piaceva. Le piaceva perché era un giglio di mare in un mondo di malerbe. Le piaceva perché era come acqua che rimaneva cristallina anche una volta sedimentata. Non era opaco come la maggior parte degli uomini che aveva incontrato. Le piaceva perché gli doveva molto più di quanto non aveva saputo ammettere con se stessa. Per questo l'aveva portato a quella festa. Ma si era distratta solo un attimo per prendere a entrambi qualcosa da bere. Si era distratta solo un istante e lui era sparito. Allora, di questo racconto, come ho detto a Ciro la volta scorsa e come ho anticipato prima a te, mi hanno colpito diverse tematiche e non so quanto di quello che io ho letto poi era nelle vostre intenzioni mettere in questo racconto. Sicuramente mi ha colpito il tema della distanza, distanze che sono fisiche, proprio lontananze, distacchi, distanze che sono presenze ma sono distanze emotive, affettive, psicologiche. C'è questo leitmotiv poi ricorrente in tutto il racconto che è se fai da bravo ci sarò, se fai da bravo verrò da te, se farò da bravo verrai tu. Quindi questo tema delle aspettative, del giudizio sociale e con il peso di tutte le conseguenze catastrofiche che può avere e che avrà. E il tema dell'isola, perché Carloforte, ancora una volta, perché anche in Piove Deserto Renato e Ciro hanno ambientato parte del romanzo partendo da Carloforte, perché l'isola, io penso che abbia un senso in questa narrazione. Beh, partiamo da qui. Carloforte non è stata per niente una scelta casuale, nel senso che già il racconto è praticamente il seguito del romanzo Piove Deserto. I personaggi sono alcuni dei personaggi sono gli stessi, il protagonista è lo stesso. Quando stavamo scrivendo quel romanzo con Ciro abbiamo avuto, forse abbiamo impiegato 30 secondi a decidere dove ambientarlo, perché come dicevi prima, a proposito dell'andare orgogliosi di rivendicare il giallo, noi volevamo scrivere un noir mediterraneo, cioè rientrare nel solco di quella tradizione che ha iniziato Jean-Claude Izzot e prima ancora Glessin, che vuole usare il giallo, il noir, per raccontare la società e in particolare raccontare la società mediterranea.
Prima di tutto perché puoi tranquillamente fare una storia opacissima, una storia noir anche sotto il sole cocente del Sulcis. Secondo perché raccontare, in questo momento a noi è sembrato necessario ricordare che esiste tutta una letteratura mediterranea, che noi stiamo cercando in questa zona d'Europa, anche nella Sardegna. Guardiamo verso nord, no? Noi ci dimentichiamo che abbiamo il Mediterraneo da qui dietro la schiena, cerchiamo di guardare a nord, e il Mediterraneo deve essere un limite invalicabile, un muro, no? Da cui non deve arrivare niente, non deve arrivare la gente, non devono arrivare i pericoli, non deve arrivare adesso, non deve arrivare la malattia, no? E noi facciamo finta che sia un muro. In realtà il Mediterraneo è sempre stato un ponte, è sempre stato un canale. Noi sardi non esisteremmo se non ci fosse... Pontos in greco è un modo per dire mare. Esatto. La professoressa che c'è, veramente questo è il merito di Andrea Marcolongo, all'origine delle parole, alla fonte delle parole. Ho lavorato con i ragazzi su queste etimologie, quindi mi sono proprio... E dubito che tu abbia trovato un'etimologia che mare lo riconduceva a muro invalicabile. No, assolutamente. Insomma, era un po'... Appunto. Però effettivamente noi ce ne dimentichiamo, e poi in realtà come dal Mediterraneo arriva ancora tutto, e addirittura se sosteneva Glissant, sosteneva Izzot, che forse se esiste una speranza per tutta questa zona d'Europa, piuttosto che essere la periferia del nord Europa, e ricordarsi che noi ci affacciamo sul Mediterraneo, da cui è arrivata tutta la nostra cultura, le nostre ricchezze, e ricordarci che siamo meticci. E dunque forse la nostra speranza sta proprio in questo meticciato che ci ha creato. E dunque cosa c'era più meticcio di Carlo Forte? Che mezzo ligure, mezzo nordafricana, sarda, cioè, più meticciato in Carloforte forse era, no, è un'isola dentro un'isola dentro un'isola, e dunque da questo punto di vista era la base. Poi il nostro personaggio è un personaggio che è in fuga, perché nelle chiusure, nelle distanze umane, lui ci ha affogato, perché lui è figlio di un padre che si è trovato da solo con due figli, uno dei tanti uomini della nostra terra che sanno fare tutto, sanno aggiustare tutto tranne che le emozioni, perché le emozioni, a esprimerle ci troviamo a disagio, e dunque lui si chiudeva anche coi figli, ed è uscito un figlio che in questa distanza si sentiva sempre questo giudizio negativo, tant'è che come tanti ragazzi, come tanti uomini anche, non si prende un secondo per ascoltare le domande anche quando stai crescendo, ti fanno paura, ti fa paura guardarti dentro, come dicevi prima anche a proposito del racconto di Eleonora, no? Che dentro a volte hai più tortuosità di quelle della strada. E allora lui è scappato, ha provato a prendere le distanze, è scappato in Italia, si è preso una divisa, ha provato a lavorare, ha provato ad affogare queste domande nel lavoro, in una famiglia, negli acquisti, perché c'è uno stipendio, vivi da solo, compri tutto quello che vuoi, ma le domande restavano, no? Poi fai una famiglia, conosci una donna, te la devi sposare, te la sposi, gli devi fare un figlio, ci fai un figlio, anzi una figlia, e niente, le domande restano, e lui ha provato a distanziarsi affogandole in una bottiglia. L'unica cosa che ha ottenuto è che a un certo punto le domande restavano, e un giorno che urlavano troppo forte ha fatto l'unica cosa che non avrebbe dovuto fare: ha messo le mani addosso alla famiglia, e lì ha perso tutto, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, ed ritorna nell'isola, cioè il passaggio che dicevi tu lo rifà, perché l'unica cosa che sa fare è investigare, e viene rimandato nell'isola per fare un'indagine. Però è isolato anche nell'isola, perché non l'ha mai chiamata a casa, all'inizio non vuole neanche parlare la lingua che tu hai letto prima, no? Perché si sente sempre solo, allontana. Tu hai citato che a un certo punto si avvicina a questa donna, Eliana, e poi si riallontana. E in mezzo a tutta questa serie di isolamenti, l'unica persona che gli fa da ponte verso l'umanità è questo ragazzo che abbiamo visto descritto, che è un adulto dalla mente bambina, che lui vorrebbe rifugire. Infatti la prima cosa che fa è cerca di prendere le distanze, e poi invece lo costringe a guardare un po' dentro se stesso con gli occhi di questo adulto bambino. E dunque insomma il racconto inizia quando a questo adulto bambino capita qualcosa, e dunque l'unica persona con cui lui non ha tenuto le distanze a un certo punto sparisce, e poi si trova distante per un'altra ragione, e lui si trova anche lì di nuovo, deve rivalicare il mare per finalmente andare a vedere la figlia,
oppure no. E lì il giudizio è come ti guardi peggio, per aver per l'ennesima volta deluso tua figlia che ti sta aspettando per la prima volta da anni dall'altra parte del mare, o per lasciare affogare nei suoi problemi. Che questo è un peso delle promesse. Sì. E poi in realtà è un peso che nella nostra società è molto forte. Il dover essere come imperativo morale è un peso che tante e tanti di noi sentono e che spesso brucia le nostre vite prima ancora che facciamo in tempo a chiederci dove davvero vorremmo andare noi, no? E questo, diciamo, è un racconto che voleva andare a mettere il dito là dentro. Quindi l'ho interpretato bene. Questo ho letto, mi ha colpito molto proprio come chiave di lettura. Sì, noi pensavamo di averlo scritto talmente male che fosse incomprensibile, no. Invece ci sono riuscita anch'io. Grazie. Invece adesso vorrei leggere quel brano di Eleonora che ero ripromessa di leggere, dove appunto abbiamo il punto di vista di questo Gian Pietro che osserva questa donna. Ha fermato l'auto in una caletta incendiata dal sole del tramonto, ha posato l'asciugamano e tolto gli occhiali da sole, quindi è entrata in acqua e ha cominciato a nuotare, perfetta nel gesto atletico, rapida e decisa. Si è allontanata tanto che dalla mia posizione cominciavo a fare fatica a distinguerla, persa nel grigio cobalto che era diventato il mare, mutata in una frequenza alterata di luce. Poi l'ho rimessa a fuoco. Nuotava verso riva adesso, con andatura molto più sostenuta, appena più scomposta. Mi sono spostato per vederla meglio. Sembrava quasi stesse scappando da qualcosa, ma non c'era niente in mare, niente a me visibile. Si è fermata sulla spiaggia ad asciugarsi, guardava ancora verso il largo e mi sembrava di vederla ansimare. Era così vulnerabile adesso, disarmata, la guardia completamente abbassata. Sarebbe stato facile sorprenderla, ma ho deciso di aspettare. Mi piace molto questo passo perché ci sono delle cose che so che ami molto, nel mare, il nuoto, questa metafora un po' anche dell'immersione e che vorrei che ci dicessi qualcosa di cosa rappresenta per te. Non è casuale il fatto che la protagonista femminile abbia questo rapporto così intimo col mare. Sì, il nuoto per Linda, per la donna di cui parliamo, è un momento di ricongiunzione con se stessa ed è un modo per ritrovare la pace, per riuscire anche con la disciplina e con la metodicità del suo nuotare, che è assolutamente cadenzato e regolare, come dice lui nell'osservarla, e un po' riprendere il contatto con la sua parte più intima. L'acqua come elemento di purificazione, ma anche come elemento di stacco da quella che è la realtà proprio più tangibile, quindi immergersi in questa immensità così avvolgente, così nel contempo confortante ma anche conturbante, perché il mare ci attrae ed è bellissimo osservarlo, ma come succede, lei a un certo punto è turbata da qualcosa, forse è qualcosa che ha visto in acqua, forse soltanto una sua sensazione, una sua impressione, un pensiero. Quando stai nuotando capita che sei talmente concentrato che pensi. Esatto. Che lo stupore, la meraviglia che è simile alla paura. Esatto. E infatti lui la vede tornare indietro precipitosa e senza più quella stessa cadenza e regolarità, come anche da riva. Lei continua a guardare sull'orizzonte come se ci fosse qualcosa addirittura che la segue. È una sensazione che conosco molto bene, che è molto mia e che ho, diciamo, qui trasposto per averla vissuta tante volte, questo rapporto di immenso amore che ha anche immensa paura di quello che può esserci nel mare, e anche il mare visto, se vogliamo, come noi stessi, come le nostre profondità, come quei demoni che in certi momenti emergono a stringerci lo stomaco e a farci allontanare da tutto e a farci sentire molto indifesi, fragili e persi. E lei non è una donna fragile e indifesa. Che si vedrà soprattutto anche nel romanzo che uscirà a fine agosto, lo possiamo dire, che si intitola Piani inclinati, edito sempre da PM.
E io avrei concluso questa piacevolissima chiacchierata con Eleonora e con Renato, mi piacerebbe però lasciare spazio, se ci sono, alle domande, alle curiosità di questo bellissimo pubblico, coraggioso, perché c'è un caldo pazzesco, invece siete qui numerosi e vi ringraziamo tanto. C'è qualcuno che ha qualche curiosità? Io rivolgo allora una domanda che è stata fatta prima privatamente da una cara amica che ho conosciuto in spiaggia per la mia sfacciataggine, ho visto che leggeva dei gialli, mi sono avvicinata, mi scusi, perché mi presento, sono invadente, vedo che le piace leggere, Alessandra, sa anche io leggo. Strano confine tra socievolezza e stalking. Esatto, e così siamo diventate amiche e Alessandra chiedeva prima, però è timida, e quindi faccio io per lei che ero timida, quindi so cosa vuol dire. Quanto vi siete divertiti a scrivere questo romanzo, chiamiamolo così, a più mani? Io aggiungo una postilla, perché è una domanda che cerco continuamente di fare a Renato e Ciro e non ci riesco mai. Come lavorate? Io sono curiosa di sapere del lavoro a due, del modo in cui voi interagiate nella stesura di un romanzo a quattro mani, perché immagino sia un lavoro ancora, cioè, più equilibrismi ancora, Allora, cosa facciamo? Prima tu rispondi sul divertimento e poi io rispondo sulle quattro mani o viceversa? Allora, Ok. e poi dopo tu fai una domanda a lei e ci salutiamo. A posto. Ok. No, però no, ti ringrazio anche perché è un divertimento, cioè, a parte il divertimento, poi lei sarà più dettagliata, ma la parte più divertente è tutto questo che state vedendo voi, cioè questo tour che stiamo facendo mi sta facendo conoscere delle bellissime persone, tra cui Eleonora non solo perché è qui, ma perché stiamo trovando più spesso e non è un caso. idem, poi ovviamente. è veramente un grazie, perché è veramente una bella avventura conoscere delle persone che prima leggevi come nomi di copertina oppure ne sentivi parlare o ce l'avevi come amici su Facebook, ma cioè, e poi insomma fare veramente questa nuova narrazione che è questa che raccontiamo insieme alle lettrici e ai lettori. No, perché poi dovete sapere che, immaginerete, abbiamo un gruppo WhatsApp, cioè chi è che non ha un gruppo WhatsApp con tutti gli autori di Giallo Sardo? E quindi ormai siamo diventati una grande famiglia che dalle 7 della mattina abbiamo il nostro padre spirituale Francesco che ha il grido di basta cazzate. sì, esatto, è il primo che spamma e quindi ininterrottamente arriva ogni cosa immaginabile. Anche perché l'unica cosa su cui non gli diamo retta è basta cazzate. Sì, esatto. È la terza volta che cancella il gruppo. No, adesso però solo per lavoro, ok? Ma l'avete vista questa? Quindi diciamo che è una convivenza più o meno quotidiana di tutti i momenti ed è davvero divertentissimo. Sì, no, è veramente. Poi dopo sta diventando davvero una malattia, perché stiamo veramente entrando l'uno nella vita dell'altro. No, però in mezzo a questo divertimento c'è anche quello che ormai è un divertimento senza mezzi termini, che è scrivere con Ciro. Io e Ciro scriviamo assieme da 14 anni circa. Siamo una coppia di fatti. Siamo una coppia di fatti e anche una coppia di fatto. Considerato che io non mi sono mai sposato, lui ha un matrimonio che è naufragato, siamo in legame più duro. Sì, tu sposeresti uno che è amico mio, io no. Cioè, però insomma siamo uno dei legami più lunghi della nostra reciproca vita. E abbiamo iniziato ai tempi di Perdas de Vogu, tra l'altro con Francesco Abate, perché all'epoca noi scrivevamo già assieme, ma un romanzo talmente impubblicabile che non neanche ve lo dico, poi Piove Deserto e così via. Ma noi scriviamo, e adesso abbiamo avuto i nostri momenti in cui gli ego un po' si erano un po' gonfiatelli, adesso sono ridimensionati e ci divertiamo davvero. Però scrivere in due richiede una grande attività di ragionamento prima, nel senso che noi, a parte questo personaggio e queste storie che avevamo dentro talmente tanto che ci è voluto davvero poco per scriverle, però noi passiamo moltissimo tempo a ragionare su che cosa vorremmo scrivere, come vorremmo che fossero i personaggi, dove vogliamo farli andare, tantissimo. Dopodiché creiamo una scaletta, diciamo, degli eventi abbastanza blindata, in cui decidiamo che cosa succeda per tutto il romanzo e lì inizia l'anarchia.
nel senso che lì poi ognuno si prende le scene, tipo io c'è una scena, la 72 mi viene in mente, la prendo, abbiamo un file condiviso in cui uno evidenzia quello che sta scrivendo, lui nel frattempo magari sta facendo la 24, no, così, senza nessun ordine. Dopodiché, una volta che tutto è finito, abbiamo questa specie di masso di pietra grezza che non è ancora niente di simile a un romanzo. Uno solo dei due prende e ripassa sopra per dargli una forma, taglia, cancella, riscrive, senza che l'altro ci metta minimamente bocca o voglia vedere cosa stia facendo o mette in discussione niente. Dopodiché, quando uno ha finito, l'altro ripassa di nuovo, però essenzialmente più sullo stile, sulle rifiniture, eccetera. E anche qui cioè noi cancelliamo interi capitoli dell'altro senza chiedergli il permesso, li riscriviamo, ci lasciamo andare totalmente. Alla fine stampiamo e col romanzo scritto in cui segniamo tutto quello che non ci va bene, ce lo leggiamo a voce alta, uno davanti all'altro, è una roba di un tedio per chi non fosse noi, perché ce lo leggiamo tutto perché, come a me è capitato anche prima, nel sentire appunto le parti di Eleonora, quando lo senti letto capisci se quello che è scritto funziona. Se la lingua si inceppa vuol dire che la lettrice o il lettore quando leggono si incepperanno e allora non va bene. E lì facciamo delle divertentissime a raccontarle disquisizioni, tipo raccontiamo spesso che c'era una scena in cui c'era questo tizio col gamberetto sospeso a mezz'aria, no? Perché vede una scena in TV che lo colpisce e sta mangiando pesce, no? Il fritto di pesce rimane con un gamberetto. Però il gamberetto non piace. Ho detto, Ciro, e fa, non mi piace. E cosa metteresti? Crostaceo. Chi diamine è che pensa, e poi è scritto in soggettiva, no? Io rimasi con un crostaceo, c'era una roba improponibile. E dunque tuttora raccontiamo, perché dopo un'ora di discussione mi dice, lasciamo Gamberetto e chiediamo all'editor, che poi ha confermato Gamberetto. Oh, scusate, dunque c'è Gamberetto, però c'è tutta questa scena qui che è la parte divertente, però ripeto, richiede una cosa che viene data non troppo per scontata da chi scrive, poi tu me lo confermerai o mi smentirai. Abbiamo sviluppato la capacità di innamorarci dell'idea dell'altro nello stesso modo in cui abbiamo sviluppato quella di disamorarci delle nostre, delle proprie, perché lì siamo riusciti davvero. Infatti io non scrivo come scriviamo assieme, e lui non scrive esattamente come scriviamo assieme. Scriviamo in due modi diversi e questo è una specie di terzo autore. Però prima ci vuole molta metodicità, il metodo deve essere molto stretto. All'interno del metodo stretto lì ci concediamo l'anarchia. Però, bellissimo. ti ho risposto? Assolutamente, grazie. Adesso Renato fai una domanda a Eleonora e ci salutiamo con questo vostro intervistarvi a vicenda. Sentiamo. No, adesso te la faccio un po' recitando la sua domanda, perché comunque tu sei invece una scrittrice che di suo tendenzialmente scrive da sola, insomma hai un progetto editoriale tuo, hai delle tue idee che sviluppi da sola, poi ovviamente confrontandoti con delle persone. Com'è stato trovarti dentro questa dimensione collettiva che poi è andata molto oltre il consegnare un racconto e poi ciao a tutti? Ma penso che sia una delle esperienze che mi consentiranno, che mi hanno consentito di crescere maggiormente all'interno di questa professione, diciamo, perché mai avevamo avuto occasione di interagire così tanto, di confrontarci e poi soprattutto di sentire sensibilità differenti, parlare di metodi di lavoro differenti e poi anche di vivere insieme, condividendole le emozioni che sono gli incontri con i lettori, che poi è quello, diciamo, che è il momento della massima gratificazione per l'autore. E quindi penso che sia veramente un'esperienza istruttiva fantastica, tanto che abbiamo già deciso che mentre qui abbiamo avuto tema libero e semplicemente oggetto giallo sardo, abbiamo deciso che dovremmo provare a fare un racconto con tema uguale per tutti e vedere cosa viene fuori da 10 autori differenti. Noi stiamo già cercando un editore per questa nuova idea, stessa trama, 10 scrittori, penso che sarebbe divertentissimo vedere come possono venire fuori 10 cose completamente diverse, quindi io
rilancio, se c'è un editore in ascolto lì. Per quello c'è la diretta, l'abbiamo fatta solo per quello. E questi sono due, o contratto o TSO, non esiste una via di mezzo. Siamo lì, insomma, la psicologia continua. Va bene, allora se non ci sono altre domande vi salutiamo e vi ringraziamo per essere venuti qui, numerosi devo dire, a questo appuntamento di Fiera Off, della Fiera del Libro di Iglesias, edizione 2020, La Parola Crea Mondi. Ringraziamo la libreria Kossu che ci ha ospitato, potete qui acquistare la copia del vostro libro e gli autori gentilmente vi faranno una bella dedica. Non semplicemente nome e cognome. Grazie a tutti e buona serata. Un ringraziamento a Federica Musu, la nostra splendida moderatrice. Grazie veramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Volevo anche ricordarvi che c'è un piccolo rinfresco offerto gentilmente dalla libreria Kossu e ci piacerebbe appunto condividerlo con voi.